Ragazza con l'orecchino di perla di Jean Vermeer. Ragazza con l'orecchino di perla è uno dei quadri più conosciuti di Jean Vermeer. È stato dipinto nel 1665 ed è attualmente esposto al Museo Mauritius all'Aia in Olanda. Il genere a cui si rifà Vermeer per realizzare quest'opera è il tronie. Si tratta di un genere molto diffuso ai tempi del pittore, che rappresenta un ritratto in costume, cioè un quadro in cui i modelli indossano abiti esotici o vestiti che richiamano periodi di storia antica, al fine di raffigurare personaggi storici realmente esistiti o personaggi biblici e religiosi. Tuttavia, in questo quadro la ragazza ritratta, divenuta celebre come la ragazza con l'orecchino di perla, e la sua rappresentazione rimangono un mistero. Ragazza con l'orecchino di perla di Jean Vermeer, 1665. Gli abiti infatti che indossa, un turbante di colore azzurro, una fascia dorata uguale al vestito, l'orecchino di perla opalescente, non suscitano un richiamo icanografico tale da poter identificare un personaggio specifico. La forza espressiva della ragazza, di straordinaria immediatezza, proviene dalla posizione del corpo, girato di 3/4, e dallo sguardo languido, perfettamente ricreato da Vermeer. Lo sfondo nero del quadro esalta i colori degli abiti e dell'incarnato. Sia il trattamento dell'azzurro del turbante che la luminosità degli occhi e il riflesso della luce sull'abito dimostrano un sapiente utilizzo dei colori e delle trasparenze. Sono da osservare con attenzione il sapiente utilizzo delle luci e le sfumature dei toni e dei colori nel passaggio da un contesto cromatico all'altro. Fonte: culturabiografiaonline.it, e per ulteriori approfondimenti visitate il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.